E se cominciassimo a pensare al pianeta come una casa comune, dove nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma? Questo postulato, enunciato per la prima volta nel Settecento dal chimico e biologo Antoine-Laurent de Lavoisier, può aiutarci a capire perché è necessario tutelare sempre un bene prezioso come l'acqua. L'acqua infatti non si può né distruggere né creare. È una risorsa rinnovabile, ma limitata, la più diffusa sulla Terra, ma anche la più fragile. L'acqua si muove nel grande ciclo idrologico e dà così origine al clima. Le precipitazioni provenienti dall'evaporazione marina alimentano i fiumi, i torrenti, le falde acquifere. Una volta assorbite dal suolo, sono poi restituite all'atmosfera e generano nuove piogge. Si tratta di un processo che si ripete più volte, contrastando le ondate di calore e permettendo agli uomini di utilizzare la stessa acqua purificata e adatta al consumo di piante e animali. Il cambiamento climatico ha contribuito a generare un'alterazione di questo ciclo. E la siccità di questi ultimi mesi, gli agenti atmosferici estremi a cui assistiamo sempre più di frequente, sono la prova evidente di questo cortocircuito e ci pongono di fronte a un necessario cambiamento di prospettiva a cui non possiamo sottrarci. La tutela dell'acqua deve diventare un valore condiviso. L'acqua è un bene che non solo consumiamo, ma che è importante conoscere e preservare. Nel 2010 l'ONU ha riconosciuto che il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari è essenziale per l'uomo, alla sua qualità della vita e all'esercizio di tutti gli altri diritti. Eppure, nel mondo, una persona su 3 continua a soffrire uno scarso accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Di contro, benché stia aumentando la sensibilità verso un uso più sostenibile delle risorse idriche, nei paesi industrializzati consumiamo ancora ogni giorno più di 200 litri a testa di acqua potabile. Quindi c'è ancora molto margine per livellare questa disparità e garantire a tutti un accesso all'acqua potabile regolare che non soffra dei contraccolpi dovuti alla mancanza prolungata delle piogge. Le aziende di servizio idrico integrato si stanno muovendo in tal senso ormai da molto tempo, intraprendendo diverse strade. ATS sta lavorando non solo per creare infrastrutture adeguate alla tutela della risorsa idrica, ma cercando di ampliare il numero di servizi acquedottistici connessi tra di loro, creando di fatto una fonte alternativa nel caso di disservizi di un subsistema acquedottistico rispetto a un altro. Sono in atto azioni per la sostituzione o il risanamento di reti idriche che presentavano delle falle, ma altre sono rivolte alla decarbonizzazione, in particolare dei depuratori. Ma in questo contesto prende grande importanza anche la creazione di infrastrutture fognarie e l'incentivazione degli allacciamenti da parte dei cittadini, così da contribuire ad alimentare un ciclo idrico rispettoso dell'habitat in cui viviamo. Ma come possiamo agire concretamente noi cittadini? Per esempio installando un frangigetto ai rubinetti per miscelare aria e acqua, usare meno detersivo per risparmiare nel risciacquo, fare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, preferire la doccia al bagno, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si fa la barba, usare l'acqua di cottura della pasta e patate per sgrassare i piatti o le stoviglie, scegliere piante per orti e giardino che richiedano poca acqua per l'innaffiamento. Questi sono alcuni degli accorgimenti che tutti possono adottare e che, se moltiplicati, contribuiscono a fare la vera differenza. L'importante è mettere in pratica queste abitudini sempre e non solo quando ci troviamo in emergenza idrica. Solo così possiamo preservare una risorsa tanto preziosa quanto necessaria alla vita.